Intervista in musica. Prima dell'aperitivo, una chiacchierata con i protagonisti della nostra scena musicale. Con noi troviamo il cantautore Alberto Cantone. Buongiorno e ben trovato Alberto. Ben trovata Alessandra, ben ritrovati tutti gli ascoltatori di Veneto 1. Alberto Cantone ci ha portato il nuovo album Breve danzò il Novecento, una raccolta di 13 brani che diremmo affondano, hanno le... Beh, non li fare affondare appena usciti. No, infatti, hanno le sue radici, guarda, mi sono corretta subito perché non sia mai che hanno le sue radici nelle radici storia. affondano mi piace molto, che affondano le radici è proprio accademico, una cosa seria, che affondano le loro radici nella storia recente del Novecento, il secolo breve, bellissimo Alessandra. Raccontaci l'origine di questo progetto, 13 brani, dicevamo, oltre al secolo breve appunto c'è un filo conduttore che li unisce. Sì, c'è un filo conduttore di tipo storico ma anche un po' di tipo poetico. E il filo conduttore storico, come hai detto giustamente tu, è quello di essere una narrazione del Novecento, del secolo in cui, ahimè, io sono nato e sono cresciuto, e anzi mi sono fatto crescere di più la barba per dimostrare che sono proprio un uomo del Novecento, con la barba ormai imbiancata, e una narrazione del secolo, grosso modo secondo quell'indicazione storica dell'identificazione del Novecento come un secolo breve di Eric Hobsbawm, che parte grosso modo con la Prima Guerra Mondiale e finisce con la caduta del muro di Berlino e del mondo che abbiamo conosciuto diviso nei due blocchi. Il disco si articola tra queste due date, grosso modo, con alcuni diversivi, con alcune scorciatoie e alcune prospettive sul futuro. E dall'altra parte il Novecento è raccontato attraverso, com'è un po' nella tradizione anche degli album precedenti, attraverso l'ottica di racconti, personaggi e storie un tantino a margine rispetto al centro, al fuoco della narrazione storica principale. E qui riprende forse anche il filone del viandante, o forse anche proprio il filone della tua poetica, diciamo, appunto le figure al margine. Sì. Ci vuoi presentare qualcuno dei protagonisti di cui racconti nelle tue canzoni? Sì, riprende un po' la mia poetica da angeli ribelli. Gli angeli erano uomini non del tutto realizzati o che a un certo punto, per non precipitare contro vento, diventavano anche dei guerrieri. C'era un sogno per cappello, era un disco dedicato al sogno e alla follia, e il viandante è un disco dedicato alla marginalità, soprattutto accomunata dal senso di nomadismo dell'anima. Allo stesso modo questo è un disco appunto sulla marginalità della storia, sui racconti marginali. Ne prendo uno. Peter Norman, sappiamo chi è Peter Norman. Ma l'ascolteremo dopo però questa canzone, dopo. Quindi la introdurrei successivamente. E adesso cosa ascolteremo, così ti parlo di lui o di lei? Dal vivo, così ti preparo già. Adesso ascoltiamo il regista, il mediano. Creiamo un po' di suspense per la storia di Peter Norman E vuoi sapere un po' chi sono il regista e il mediano? Esatto. Anche questo è un punto di vista un tantino marginale della storia, anche se si parla di un intellettuale e di un uomo che ha segnato il Novecento e la mia formazione culturale e civile in particolar modo, che è Pierpaolo Pasolini. Siamo in un punto del disco che coincide con la fine degli anni 70, dal momento che c'è una scaletta anche leggermente cronologica dall'inizio alla fine del secolo. E il regista del mediano parla di Pierpaolo Pasolini e in particolar modo dell'ultimo giorno di Pierpaolo Pasolini, 2 novembre 1975, il giorno che prelude alla sua morte, alla sua uccisione, che rappresenta ancora oggi uno dei grandi misteri politici, civili e anche giudiziari del nostro paese. Pochi però ricordano, in quanto tutto sommato non così essenziale alla sua poetica e alla sua figura di intellettuale, il racconto marginale di un Pierpaolo Pasolini calciatore. Pasolini amava tantissimo il calcio, amava mettere delle scarpe, delle volte perfino dei mocassini, solo una maglietta da calcio, o nemmeno quella, con la giacca, la cravatta e i suoi occhiali, andare in un campo di periferia e giocare a pallone con i ragazzi di borgata.
con i ragazzi del quartiere, delle sue amate periferie. Pierpaolo Pasolini, tra le sue provocazioni intellettuali, spesso si ricorda quella sul 68 su Valle Giulia, ma raramente si ricorda tra le sue provocazioni intellettuali di aver detto un giorno: il calcio è l'ultima sacra rappresentazione del nostro tempo. Non ce l'aspettiamo da un intellettuale civile e socialmente, politicamente così impegnato e così profetico. Ma Pasolini amava il calcio, lo amava tantissimo, lo amava come gioco, lo amava come rito. Il regista di Il Mediano però sono due figure. Il regista è Pierpaolo Pasolini, ruolo nella vita, nel cinema, ma anche un ruolo nel calcio. Il numero 8, il numero 10 del calcio di un tempo, insomma, chi dirige la squadra. Ma il Mediano chi è? E qui entriamo in una storia ancora più marginale. 18 gennaio 1977, circa un anno e 3 mesi dopo la morte di Pasolini, muore sempre a Roma un calciatore molto noto in quel tempo, un calciatore della Lazio, si chiamava Luciano Rececconi, giocatore della Lazio dello scudetto del 1974, la famosa Lazio di Chinaglia e Tommaso Maestrelli in panchina, e anche con qualche partita, qualche convocazione nella nazionale. Destinato a giocare i successivi mondiali, molto probabilmente. Muore per un colpo di pistola sparato da un gioielliere, di una gioielleria che si chiama Gioielleria da Cecco, di un certo Bruno Tabocchini, il quale gli spara pensandolo un rapinatore. Io ero un ragazzino, un bambino di 10 anni, poco più, e ricordo di essere tornato a casa e, come si usava al tempo, si mangiava con il telegiornale acceso e c'era la voce di qualche cronista del TG del tempo che, con voce seria e impostata, deve avere detto una cosa di questo tipo: questa mattina a Roma, nell'ambito di uno scherzo finito male, è stato ucciso il noto calciatore Luciano Rececconi della Lazio, il quale sarebbe entrato in una gioielleria al grido di "fermi tutti, questa è una rapina". Il gioielliere, impaurito, ha estratto una pistola e ha freddato il noto calciatore, che è giunto cadavere all'ospedale Gemelli, no? Okay. Cosa succede? Che 40 anni dopo quell'episodio, che è un episodio di per sé tragico, emerge anche un'altra verità giudiziaria, un po' come Pasolini, in cui la verità giudiziaria è ancora magmatica e oscura. Fu ucciso semplicemente dal Pelosi, quel ragazzo che lui invitò a cena, che poi lo uccise per rubargli la macchina e l'orologio, o ci fu uno dei tanti misteri inquietanti dell'Italia di quel tempo, con coinvolgimento di servizi segreti, di forze oscure? Cioè, anche su Luciano Rececconi, sebbene in misura minore e meno importante nel complesso della storia politica di quegli anni, emerge un'altra verità giudiziaria. Come la storia ufficiale è questa, faccio in tempo a raccontarla brevemente, Alessandra. La storia ufficiale è questa: Luciano Rececconi e un altro calciatore della Lazio sono a Roma in una giornata di riposo, incontrano un amico rappresentante di gioielli che dice loro: devo andare da un gioielliere a consegnare questa valigetta, poi andiamo a berci un Frascati. I tre arrivano e qui il gioielliere suona alla porta cioè il rappresentante suona alla porta del gioielliere, il gioielliere apre il tirantino, come c'era al tempo il bottoncino zac zac, no? Il rappresentante entra e questi due buontemponi di giocatori avrebbero detto: fermi tutti, questa è una rapina, e si beccano un colpo di pistola. Secondo invece quello che emerge dalle indagini successive, il compagno di Rececconi ha sempre detto: ma noi non abbiamo detto niente, questo ha sparato e basta. Allora la verità a questo punto, quasi assodata, è questa: che le cose andarono grosso modo come nel racconto ufficiale, semplicemente però questi due ragazzi, che facevano parte di una squadra di teste calde, la Lazio del tempo erano delle belle teste calde, festeggiarono lo scudetto sparando in giro per Trastevere in aria, e Luciano Rececconi era l'unico che non avesse una pistola con sé, gli altri giravano con la pistola. Sono entrati effettivamente dietro l'amico rappresentante, approfittando dell'apertura della porta. Prima è entrato uno, il gioielliere, spaventato dal fatto che potessero essere dei rapinatori, cioè solo sul sospetto, immaginando, supponendo che potessero essere dei rapinatori, dal momento che aveva già subito delle rapine, estrasse la pistola e la puntò sul primo. Il primo alzò le mani. Che succede, no? Alzò le mani. Un secondo dopo entrò Rececconi con le mani in tasca. Il gioielliere spostò semplicemente la pistola verso di lui e, dal momento che era una pistola sensibilissima, il solo movimento laterale dell'arma fece partire un colpo che uccise Rececconi.
Perché Cantone nel 2018 va a raccontare una storia del 75, una storia del 77, in particolare questa di Luciano Rececconi? Mi sembra evidente l'attualità di questa storia. L'attualità anche politica, di cronaca, sociale di questa storia. In un tempo, in un'epoca, in un periodo storico in cui tutti noi, insomma, esclusi noi due, ma molti altri, vanno dicendo al bar: io mi tengo una pistola carica, se uno si affaccia a casa mia gli tiro, se uno si affaccia al mio giardino gli sparo, voglio il perto d'armi, voglio l'arma, tutti Trump, no? Tutti Trump anche qui nei bar del Veneto. Noi le armi non le sappiamo usare, lo dicono anche i poliziotti di mestiere. Ho degli amici poliziotti, ho degli amici in tutti e due gli schieramenti, ho degli amici poliziotti che dicono: noi siamo dei fenomeni al poligono di tiro, ma quando dobbiamo mettere sotto mira, prendere di mira una persona che magari fugge, ci trema la mano. Un'arma non è un giocattolo, figuriamoci un cittadino qualunque con una pistola carica nel cassetto. Questa è la fine di Luciano Rececconi. Della fine invece di Pierpaolo Pasolini ancora sappiamo poco. La canzone parla di loro due come fosse la vita una partita di calcio. Il regista e il mediano Alberto Cantone. La mattina pioveva un poco a Roma, fin da mattina presto. Faceva un freddo strano come non fa a Roma, però l'inverno è questo. Pioveva sulla sedia del regista, sulla panca dell'allenatore. Nessuno dei due sapeva di essere davanti al suo calcio di rigore. Come non sa del resto, o non lo può capire. Ciascuno quando viene il terzo fischio, che è l'ora di finire. Poi arriveranno gli anni e la moviola a dirci cosa è stato. Se uno stupido autogol o un assassino a togliervi dal campionato. Uccisi entrambi da quegli anni, bugiardi e un po' assassini, di ragazzi di vita e di bordello, degni di Pasolini. Eccoci all'ultimo passaggio, l'ultima inquadratura, sorpresi in mezzo al campo da un'azione, sbagliando marcatura. E il calcio non è vita, il calcio è una passione. Potremmo dire al nostro tempo, la nostra religione. A calcio non si vince, non si perde, né bomber né terzini. Si scende in campo, lo sai, per rimanere bambini. La vita è un'altra cosa quella, la vita porta via. C'è un viale, un centro e dopo un nulla, che è la periferia. E il nulla è andarsene da soli, fuori dalla memoria. Senza un regista un po' mediano, che narri un'altra storia. Però la prossima partita saranno entrambi assenti. La rosa titolare mancherà di ben 2 elementi e non c'è da prenderli al mercato di gennaio di riparazione. Giocherà senza il regista ed il mediano la tua generazione.
applauso. Il regista El Mediano, dal vivo Alberto Cantone, questo è uno dei brani contenuti nell'ultimo album fresco, diciamo, di stampa breve, Danzò il Novecento, ma ti chiederei quasi il rapporto che hai con lo sport, perché questa non è la prima canzone che dedichi, certo, in particolare al calcio. Ricordo una puntata di Garage Music, anche se questa marginalmente, chiaramente dedicata al calcio, abbiamo detto. E poi Peter Norman avremo dopo, ma questa è una domanda, diciamo, un po'... Guarda, io penso che il calcio per riprendere diciamo la percezione di Pasolini, secondo te è ancora lo sport, la religione, insomma, come dice? Sì, questa è una citazione della religione del mio tempo di Pasolini, trasformata nel nostro tempo, la nostra religione, riprendendo quella sua frase. No, penso che oggi il calcio sia la religione dell'industria e del mercato e del denaro. Certamente il calcio è ancora uno sport molto divertente nei campetti di periferia, quando si gioca per il vero spirito e il vero motivo per cui si deve giocare, quello di divertirsi, imparare a giocare in squadra, ad essere il giusto individualisti e il giusto altruisti. Poi è vero, hai ragione che io ho scritto molte canzoni sul calcio, soprattutto perché è una fonte di storie. Quindi la canzone su George Best, di cui parlavamo nella puntata di qualche anno fa, visto naturalmente come personaggio, al di là della sua essenza calcistica, di cui so poco, so che ha vinto una Coppa dei Campioni, che era un calciatore irlandese, che è stato pallone d'oro, ma quello che mi affascinava era quel momento in cui lui non riesce a realizzare quel piccolo sogno fugace e folle di fare un gol con il naso durante una partita importante, e da quel momento comincia a pensare di non essere più the best, di non essere più quello che può giocare a calcio con le stelle e irriderle. Il calcio e lo sport in generale sono una fonte di storie conosciute dalle persone, e attraverso queste storie conosciute dalle persone, magari di più di quanto non possa essere la vicenda di un sociologo, di un antropologo o di una astrofisica, purtroppo, queste storie molto conosciute dalle persone possono essere una chiave di narrazione, di racconto di alcuni significati, di alcuni valori che mi viene più facile raccontare attraverso la cultura popolare, cioè di chi, e siamo tanti, la mattina si alza e legge la Gazzetta piuttosto che il Sole 24 Ore. Cultura popolare, non di massa. Certamente. E Alberto Cantone, quindi, che rapporto ha invece con il tempo? Io ho avuto un bellissimo rapporto con il tempo, ci siamo amati molto. E poi da un po' di tempo lui mi ha lasciato e si è messo a correre più veloce di me. Il tempo per me è soprattutto, al di là della battuta, il tempo... No, ma penso che... No, è la verità. Infatti in questo disco io guardo indietro un po' sorridendo, cioè guardo avanti un po' preoccupato e guardo indietro sorridendo. Questo è lo spirito della copertina. Il tempo, quando si ha 51 anni, è soprattutto qualcosa che comincia a essere dietro di noi. E per me il tempo è soprattutto la storia. Io amo molto la storia e amo molto la memoria. Secondo me la storia e la memoria sono l'anima, ciò che tiene vivo rispettivamente una società e una persona. E da questo punto di vista, che è poi quello che scrivevo nella canzone su Hemingway, La notte di Hemingway, questo scrittore che vive intensamente la vita per avere memoria, per farne narrazione, che a un certo punto muore proprio del terrore di perdere la memoria. Noi quando perdiamo la memoria siamo morti come individui e come società. Io ho una vera fissazione per la storia. Alberto, il brano successivo, Capitano, anche questo ce lo suonerai dal vivo nei nostri studi, è dedicato a una persona in particolare? Sì, certamente. È dedicato a una persona in particolare, ma può essere dedicato anche a una persona della vita di un altro, non so, faccio per dire tua, della vita di... Tutti noi abbiamo avuto nella vita un capitano ancestrale che guidava la nostra vita, guidava i nostri passi da prima che noi nascessimo. Non ce lo siamo scelti, il destino l'ha tirato a sorte per noi, ce lo siamo trovati. A volte con questo capitano abbiamo avuto un rapporto meraviglioso, ci ha tenuto per mano, ci ha accompagnato nei primi passi, ci ha sempre guidato, detto le cose giuste.
Qualche volta con questo capitano abbiamo dovuto lottare tutta la vita per fargli capire che non eravamo più bambini e che la nostra strada la decidevamo noi. Qualche volta con questo capitano abbiamo dovuto lottare per un braccio di ferro lungo tutta la vita per affermare le nostre identità diverse, per affermare che io sono io, tu sei tu e non siamo lui. E qualche volta abbiamo dovuto anche disertare apertamente per costruirci come persona, disertare dagli ordini di quel capitano, e uscire dal suo esercito per creare la nostra individualità. Il mio capitano in particolare è un capitano con cui ho lottato tutta la vita, ancora fino a un paio di anni fa. Io avevo 50 anni, lui più di 80, e mi presentava con orgoglio ai suoi amici quando lo andavo a trovare in Sicilia dicendo: Alberto è un ragazzino bravissimo, è bravo in matematica, la sua maestra lo ama tantissimo, no? Io avevo 50 anni, oppure mi diceva: ma Alberto, ma perché perché fai le canzoni invece non vai in banca, fai un concorso in banca, oppure se proprio devi fare le canzoni fai il liscio che così prendi tanti soldi alle sagre, no? Ecco, questo era il rapporto con il mio capitano. Poi in particolare questa parola, capitano, attribuita a lui, nasce non da me, nasce casualmente da un episodio. Purtroppo mio padre, perché di questo si tratta, è mancato proprio mentre registravo questo disco, ed è mancato a 1600 km di distanza. Sono stato svegliato una mattina, sabato mattina, da un amico che andava a trovarlo ogni tanto dicendo, siccome era in Sicilia: Alberto, viene subito, vedi che papà è morto, no? Adesso arrivo, e purtroppo mio padre è mancato proprio mentre registravo questo disco, e negli ultimi anni io avrei dovuto occuparmi di lui, ma era ancora lui che voleva occuparsi di me, ancora spiegarmi la vita. Ho dovuto rinunciare, no? A un certo punto quasi prendere atto che non potevo farci niente, perché comunque la sua testa era una testa dura, non voleva l'assistenza, poteva permettersela, andava a fare una causa, comprava un pezzo di casa da qualche parte del mondo, ma non si voleva prendere una signora che gli stirasse i pantaloni. Una notte io l'ho sentito al telefono, da come l'ho sentito, ripeto, stavamo a 1600 km di distanza, e se ne andò lui quando io avevo 11 anni. Storie di vita, separazioni dei genitori. Stavo a 1600 km di distanza, una volta lo sentì che non stava bene per niente al telefono e mi sono davvero preoccupato. Ho telefonato a un lontano parente in Sicilia che sapevo aveva una signora, una badante che si occupava di lui, e ho chiesto a questa badante se poteva fare una corsa lì e vedere cosa succedeva, perché stava vistosamente male, aveva bisogno probabilmente anche di essere pulito, aveva bisogno... E a questa badante, a questa signora che corse nel cuore della notte a Catania da vedere mio padre, lui non aprì la porta, le urlò, non la fece entrare come fosse una malvivente. Io poi mandai comunque dei soldi a questa signora per il disturbo, e mi disse mi disse in un accento straniero: non ci ho potuto fare niente perché guarda, suo padre è veramente un capitano troppo duro. Allora, ecco, quella sera ho trovato la chiave di lettura del mio rapporto con questo mio capitano ancestrale, e ho preso la chitarra, se non quella sera, il giorno dopo, ed è venuta fuori una canzone che avrei voluto scrivere da molto tempo. E ho trovato la chiave metaforica per scriverla, che è questa qui. E purtroppo oggi questa canzone parla di un uomo che non c'è più. Io l'ho scritta quando lui c'era ancora, ed è stata forse la canzone con cui ho elaborato il lutto, non della perdita fisica di lui, ma della perdita del mio ruolo di figlio, di non riuscire a poter fare nulla per lui, perché la sua vita era testardamente legata a un altro tempo, a un altro secolo, al Novecento, a quando era lui a comandare un esercito immaginario. Alberto Cantone, capitano. Capitano di lungo corso, capitano per me da sempre, da quando ancora non ero al mondo, da quando il mondo non era niente. Capitano, questa vita è già un difficile mestiere, e tu mi insegni riesce meglio a chi non è bandiere.
capitano di brigata, capitano di reggimento, troppo vecchio, troppo usato anche per il Novecento. Capitano, è il nostro secolo e il tuo viaggio è quasi in porto, il mio è da un po' del mare aperto e non te ne sei quasi accorto. Capitano di bastimento, capitano di fregata, la tua vita dalla mia vita si è presto separata, ma rimani il capitano e lo rimarrai per sempre. Non c'è niente più da fare, non c'è da fare niente. Capitano di lungo corso, capitano di fregata, capitano le tue medaglie di merda e cioccolata, capitano che fai il duro e che sei duro con la gente. Forse un po' ti rassomiglio e non ci posso far più niente. Capitano, capitano che hai sognato di fucile di battaglie per meritarti gradi, lucidarti le medaglie, che hai inventato di aver dato la mano ai generali per poter giocare a carte nel circolo ufficiali. Capitano che i tedeschi hai combattuto alla frontiera, sarà stato su in montagna o forse al mare quella sera. Capitano che i tedeschi è giù una vita a raccontare, più che altro una straniera troppo bella, troppo bionda per ballare. Capitano con le stelle e senza stelle mai negli occhi, capitano che credi in Dio come credere ai tarocchi, capitano che hai avuto in sorte un esercito sbandato che non ti segue, non ti ascolta e che ha sempre disertato. Capitano, la nostra rotta, il nostro viaggio è quasi in porto, tu mi hai perso in mezzo al mare e non te ne sei accorto. Capitano, mi perdoni, magari un po' ti rassomiglio, ma se non sai essere un padre, io non ho saputo mai essere tuo figlio. Capitano di Alberto Cantone, stiamo parlando dell'album Brave danzò il Novecento. Non abbiamo detto le date, so che cosa saranno mai le date, tutti ti conoscono ormai, tutti ti seguono. No, anche su soprattutto Facebook, tutti conoscono le date, cioè conoscono le date. Oggi che giorno è? Esatto, di sempre riferimento al tempo, le al date, rapporto. Tutti conoscono le date, a parte negli anni bisestili si fa un po' di confusione, Esatto. però in genere le sappiamo tutte, 365. Vabbè, il 7 aprile, quindi siamo fra 2 giorni, no? Il 6 aprile mi pare, No, venerdì, sabato. no, non mi fai confusione. Sabato 7 aprile. Ecco, allora. Già non mi ricordo io che devo fare la mattina, no? Mamma mia. 7 aprile tra l'altro è una data importante del Novecento. È la data del Per Treviso. bombardamento di Treviso, 7 aprile 1943, e quindi una data cruciale per la nostra città nel Novecento. Il 7 aprile faremo pomposamente la presentazione del disco al Teatro del Pane, qua a 2 passi da Treviso. Io dico pomposamente in modo ironico, nel senso che è semplicemente la prima data, la prima occasione di incontrare le persone dopo l'uscita del disco. Non è il tour di presentazione del disco, è una cosa a cui tengo molto, perché tu, Alessandra, no, possiamo dirlo, hai un bimbo, no? Hai una bimba, no? E non è che quando fai un bimbo, una bimba nuova, poi fai un anno di tour di presentazione del figlio, no? Continua la tua vita, non sto dicendo a te, dico all'immaginario delle persone, continuiamo la nostra vita, ci abbiamo un figlio in più,
si andrà al mare, in montagna a fare una passeggiata, poi lo si porta a scuola, cioè. E invece nel mondo della musica siamo un po' abituati all'idea, uno fa il disco e poi fa un anno di tour di presentazione del Guarda disco. che succede anche nel mondo della maternità, devo Sì, contraddirti. c'è il tour delle nonne, delle zie, indubbiamente, ma da questo punto di vista, no, è vero, no? Quando fai il disco vai in giro a far vedere le foto delle vacanze del disco o del primo giorno di scuola alle nonne, alle zie, agli amici, ai fratelli, ai cugini, di questo si tratta. Sì, però è vero che nel mondo della musica il prodotto deve essere, oggigiorno insomma si presenta il prodotto. Sì, ecco. ma questo vale per l'industria discografica, quindi se tu fai parte dell'industria discografica poi devi presentare un prodotto perché c'è del marketing dietro, ci stanno dei soldi, no? Ma se noi facciamo invece le cose in un altro ambito, e io ho sempre anche litigato e lottato con l'industria discografica, amo dire che il mio viaggio continua e c'ho un figlio in più, un disco in più che cammina con me, no? E camminerà il 7 aprile sabato al Teatro del Pane, poi il 25 aprile saremo con i Partigiani dell'Ampi, come sempre, come tutti gli anni, come tutti i 25 aprile, al Parco Fender di Vittorio Veneto. Poi il 26 maggio sarò con Alessio Lega, che io considero, oltre che un amico, anche il cantautore più interessante della nostra generazione, il cantautore più importante a livello italiano della nostra generazione. E poi il 24 agosto chiuderemo la parte alta dell'estate di Porto Santa Margherita, che è un paese dove io sono così quasi cresciuto e nato, e tutti gli anni c'è questa bella tradizione con degli amici che hanno piacere di avere una serata in quel bel palco che hanno costruito quasi apposta nella Darsena di Porto Santa Margherita per fare un bel concerto con anche degli ospiti, altri amici, vedremo, c'è un po' di tempo. Poi da qui al 24 agosto se ne inseriranno altri 25 di appuntamenti, ma non li so perché per fortuna non ho un tour manager che mi prende le date. Alberto, ci salutiamo con una canzone che è un inno al coraggio. L'abbiamo preannunciata proprio in apertura, si chiama Peter Norman. Chi è questo personaggio? Ma credo sia il centro narrativo di questo disco, è proprio la figura del Novecento marginale, raccontata da un marginale per definizione, proprio dal punto di vista iconografico. Peter Norman. Siamo a Città del Messico, Olimpiadi, 1968, avviene una cosa straordinaria, un'icona del Novecento, un'immagine del Novecento. Molti di noi hanno avuto quel poster in camera, il poster di due atleti neri sul podio della finale dei 200 metri piani, con i piedi scalzi e il pugno levato, guantato di nero, a rappresentare la rivendicazione delle lotte per i diritti civili e politici della popolazione nero-afroamericana. Un'immagine straordinaria. Quei due ragazzi di colore, si chiamavano Tommy Smith e John Carlos, hanno fatto la gara della loro vita, sono andati lì apposta per vincere quella gara, arriveranno primo e terzo, e finalmente salire su quel podio e mostrare davanti a tutto il mondo visione, un'immagine rappresentativa, simbolica, eterna, di quella lotta che, ricordiamo nel 68, qual è il contesto, la lunga marcia di Martin Luther King, le Black Panthers, Malcolm X, arrivano a fare questa gara straordinaria dal punto di vista sportivo e questa dimostrazione di libertà, di affermazione, di dignità sul podio. Vedi che ho parlato già diversi minuti e non ho parlato di Peter Norman, perché Peter Norman è quell'omino che sta al margine della foto. Lui non alza il pugno, non guarda particolarmente in modo fiero, ma sembra quasi così un po' emozionato e forse turbato. Sta lì al lato del podio, lui arriva secondo. Fa la gara davvero della vita perché fa il record australiano di sempre, ancora imbattuto, e arriva secondo in una finale olimpica, medaglia d'argento alle Olimpiadi 1968. Dalle foto, dalla memoria, noi quasi lo escludiamo. La prima reazione, anche la mia reazione quando la guardavo da bambino, era quasi di una figura di un estraneo, qualcuno che rovinava la bellezza di quell'immagine, questo bianco con i capelli rossi e le lentiggini che guarda un po' straniato. Sembra quasi rovinare quell'impresa, quel momento. Ma Peter Norman è un ragazzo sensibile, è un ragazzo australiano.
Poco prima di cominciare la cerimonia di premiazione vede i due compagni di cui ha grande stima e rispetto perché sono più forti di lui, soprattutto Tommy Smith, che è il figlio del vento, del tempo, di cui ha grande stima e grande rispetto, che stanno mettendo questi guanti, questo guanto nero, stanno mettendo questo adesivo, e li guarda e chiede che cosa succede. E loro domandano a Peter Norman: tu credi nei diritti civili? E lui dice sì. Anche nella mia Australia, anche nel mio paese ci sono delle discriminazioni verso gli aborigeni, le adozioni coatte. Date anche a me un adesivo. E si mette sul petto, come loro, un adesivo bianco degli atleti contro il razzismo. Anzi, addirittura li consiglia anche su una parte scenografica della premiazione, perché uno dei due, tra Tommy e Carlos, uno dei due si accorge di aver lasciato a casa i guanti. E allora lui dice: mettetene uno a testa. È un'idea di Peter Norman. Ecco perché nella foto uno appare con il braccio destro e l'altro con il braccio sinistro alzato, perché avevano un solo paio di guanti. Peter Norman, per questo solo momento di partecipazione indiretta a questa manifestazione di lotta e di affermazione del popolo nero, ritorna in Australia con la sua medaglia d'argento, con il suo record personale e record australiano, e viene accolto con una festa? No. Viene accolto con l'ostracismo e l'emarginazione. Non correrà mai più una gara ufficiale, farà le qualificazioni e farà un tempo ancora ottimo nel 72, ma la federazione australiana non lo manderà mai più a correre in rappresentanza della federazione. Soltanto nel 2006, il Parlamento australiano farà un atto di scusa, di riabilitazione nei confronti di Peter Norman, che vivrà tutta una vita da emarginato nel suo paese. Peter Norman muore nel 2012 e i due amici di allora portano la sua bara, cioè Tommy Smith e John Carlos. Lui compie un atto d'amore oltre che di coraggio, un atto d'amore che rappresenta per lui il momento più importante e anche più doloroso della sua vita. A chi gli chiede se quella adesione alla manifestazione dei due afroamericani avesse in qualche modo oscurato la sua prestazione agonistica, lui dice no, io ne vado fiero. Quell'immagine lì non è di un uomo che disturba la scena, un po' supponente e distante dalla affermazione di quei due ragazzi. È l'immagine di un uomo fiero, che sa che in quel momento sta facendo anche lui un pezzettino di storia dalla parte giusta. E siccome era anche un credente, un cristiano, lui aderisce per senso di umanità, di amore, quella serata nella sua memoria sarà per sempre la serata della sua medaglia e della sua croce. Questa canzone, Alberto, la ascoltiamo dal vivo o da CD? L'ascoltiamo assolutamente da CD, poi tra l'altro c'è una... Peter Norman sta correndo per una finale, sta per la finale per del premio rappresentare... Amnesty? Sì, Voci per la Libertà, per poter rappresentare una canzone per i diritti umani per Amnesty International. Io, che non amo i premi, spero che non arrivi prima, spero che arrivi seconda, come Peter Norman. Ringrazio Alberto Cantone per essere stato con noi, per averci presentato l'album Breve Dancehall Novecento. Grazie Alberto. La presentazione dell'album sarà sabato 7 aprile al Teatro del Pane a Villorba e ci salutiamo con Peter Norman. Ciao Alessandra. Ciao. Io lo sapevo che non era il vento che mi sfidava quella sera, quando Tommy, che era il più forte, mi sfilò accanto come una corriera. Io lo sapevo che non era il vento. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, uno spazio di approfondimento dedicato alla medicina e alla nostra salute. Parliamo di un tema che tocca molti uomini, sempre più i numeri sono consistenti, ovvero parliamo del tumore alla prostata, che è la prima forma tumorale maschile ormai diventata. Come ogni anno a Conegliano si terrà un evento a carattere scientifico internazionale dedicato a queste tematiche. L'evento di quest'anno è in
programma il prossimo 21 aprile al Centro Congressi San Francesco nella città del Cima, organizzato dall'ULSS Trevigiana e in particolare dall'unità operativa complessa di urologia dell'ospedale di Conegliano. Noi abbiamo qui due dei medici dell'unità operativa, il direttore dell'unità operativa complessa di urologia, il primario, il dottor Salvatore Valerio, ben trovato, e poi un altro collega del dottor Valerio, anche lui dirigente medico dell'unità operativa, il dottor Lorenzo Angelini. Buongiorno. Allora, dottor Valerio, questo importante appuntamento che vi attende tra poco, dedicato, come dicevamo, a un tema purtroppo, dobbiamo dire, di strettissima attualità. Sì, buongiorno. Noi abbiamo avuto l'occasione, ringrazio voi tutti per l'attenzione che date a questi eventi. Abbiamo organizzato questo evento il 21 di aprile perché ormai il tumore della prostata è il primato nel sesso maschile e poi crediamo in un confronto continuo con i colleghi, i più autorevoli tra l'altro, sia nel territorio nazionale sia dall'estero. Verrà un collega dagli Stati Uniti, proprio perché l'autoreferenzialità in medicina non esiste, per cui sono confronti culturali che sono molto importanti soprattutto per gli addetti ai lavori, ma anche per la popolazione che è ormai direttamente coinvolta in queste tristi vicende patologiche. Vi dedicherete a una tematica specifica tra le tante sfaccettature di questo campo di cui vi occupate? Sì, perché ormai la storia naturale del tumore della prostata è totalmente cambiata. Ormai non è più solo l'urologo che tratta tale patologia, sia per gli aspetti fisici, tecnici che determina, sia per gli aspetti di tipo psicologico e per le conseguenze che sono appunto conseguenti a una terapia del tumore della prostata. Per cui si sono via via aumentate i team multispecialistici, dette appunto prostate unit, proprio per affrontare la patologia del tumore della prostata in modo multidisciplinare. E una di queste prostate unit di cui accennava il dottor Valerio è attiva anche nella struttura coneglianese, ne è responsabile proprio il dottor Angelini, e allora a lui chiederei di delinearci, ovviamente nei termini più semplici possibili, in cosa consiste poi anche in concreto questa prostate unit. La Prostate Unit è un gruppo di lavoro formato da tanti specialisti che collaborano insieme e che visitano il paziente nello stesso momento. In particolare siamo noi urologi, poi c'è il collega dell'oncologia, il radioterapista e abbiamo anche riferimenti con i fisiatri e i medici della medicina nucleare. In questo modo possiamo partire dalla diagnosi e seguire il paziente lungo tutto il percorso, quindi il trattamento, la terapia e poi per i controlli successivi. Questo permette quindi di ridurre i tempi di attesa, avere una presa in carico del paziente che quindi non deve più rincorrere lo specialista ma ha le visite che vengono prenotate direttamente e permette di avere delle indicazioni terapeutiche più rispondenti alle linee guida internazionali. Questo modello organizzativo è attivo a Conegliano ormai da circa 3 anni, dal 2015, quindi vi consente di avere già un minimo di bilancio, insomma un'attività che si sta facendo sempre più consistente? Assolutamente, abbiamo un numero di pazienti in aumento e ci siamo l'anno scorso attestati a fronte di oltre 350 biopsie prostatiche. Abbiamo seguito circa 220 pazienti lungo il percorso e siamo arrivati a fare più di 65 prostatectomie radicali e la stragrande maggioranza in laparoscopia.
Ecco, quindi dottor Valerio, un approccio multidisciplinare che è fondamentale ormai, indispensabile. È fondamentale, sì, perché lei sa che un paziente affetto da tumore della prostata ha negli aspetti terapeutici prevalentemente due conseguenze. Primo di ordine psicologico legato alla diagnosi, perché sentirsi dire che c'è un paziente affetto da tumore non è assolutamente piacevole. Numero due sono gli aspetti conseguenti alla terapia, cioè la potenza sessuale e la incontinenza. Per cui le scelte terapeutiche vanno sempre più condivise, si parla di una terapia come abito su misura richiesto dal paziente, proprio perché è condivisa con lo specialista, e per questo motivo il consenso a una terapia è sempre più una società, un patto che si sviluppa fra il paziente stesso e lo specialista che dovrà aiutarlo, insomma. Di fatto noi abbiamo nella Prostate Unit anche un sostegno psicologico da parte di uno specialista che aiuta i pazienti ad affrontare questa decisione. Ecco, dottor Angelini, abbiamo citato dei numeri prima, si diceva che questo nuovo tipo di modello organizzativo, di approccio appunto in team, consente anche dei vantaggi per il paziente, anche proprio dei vantaggi pratici, i risultati che si stanno raggiungendo. Forse la domanda è banale, ma è quello che poi il paziente chiede, insomma, quando deve affrontare questi problemi, insomma, i risultati di cura sono in miglioramento? I risultati di cura sono in miglioramento e il tumore alla prostata ha la caratteristica di essere tra i tumori con una percentuale di cura più alta. Parliamo di oltre il 70% di pazienti guariti a 5 anni dalla diagnosi. Quello che poi bisogna anche spiegare è che tanti pazienti arrivati a un'età avanzata, pur avendo una neoplasia alla prostata, non hanno poi nessun tipo di fastidio da questa neoplasia, quindi bisogna essere molto attenti a selezionare i pazienti giusti da trattare per non eccedere nei trattamenti. Ormai l'abbiamo capito un po' tutti, molto importante nella cura delle neoplasie, non solo, ma soprattutto per le neoplasie, dottor Valerio, è la diagnosi precoce. Da questo punto di vista ci sono anche delle novità diagnostiche che state mettendo in atto anche a Conegliano? Assolutamente sì, nel senso che la prima cosa che bisogna affermare è che il paziente al di sopra dei 50 anni bisogna che vada dall'urologo, perché la prevenzione parte da lì. Purtroppo esistono ancora dei vincoli di ordine psicologico. Sono ancora degli scrupoli che è bene abbandonare. È bene abbandonare perché è una patologia in costante aumento. Dal punto di vista tecnologico, poi noi e in particolare l'azienda ha voluto rafforzare sempre di più il percorso diagnostico terapeutico, cioè la Prostate Unit, proprio per l'attività con cui che svolgiamo, con questo numero crescente di pazienti, e alcuni di questi vanno seguiti anno per anno. Ad esempio abbiamo una risonanza magnetica che è multiparametrica, che si avvale di specialisti quale il nostro primario radiologo, il dottor Piccoli, molto ma molto bravo per questa attività, e siamo in attesa dell'ulteriore salto di qualità che si chiama una tecnica fusion, la fusion biopsy, cioè è una tecnologia che utilizza un sistema misto ecografico e risonanza magnetica, questo per poter mirare ancora di più le biopsie. E poi l'ultima tecnologia importante già acquisita, questo soprattutto per la patologia benigna della prostata, anche per interventi di chirurgia mini-invasiva, è che la nostra direzione ci ha dotato di un laser, la Thulium, che è una grandissima conquista per questo tipo di patologie. Primo perché
sia in termini di salute sia in termini di costi, perché riduce il disagio per i pazienti, riduce la ospedalizzazione, per cui sì, siamo dotati, siamo messi bene, diciamo che l'azienda ci ha messo in grado di correre bene, ecco. Possiamo parlare davvero di un centro di eccellenza nella eccellente sanità veneta per questa particolare patologia. Abbiamo parlato di diagnosi e poi appunto di queste nuove dotazioni tecnologiche, dottor Valerio, ma ci sono anche delle novità dal punto di vista terapeutico per il trattamento del tumore alla prostata? Sì, in termini terapeutici la chirurgia minoinvasiva sicuramente rimane nei pazienti ovviamente trattabili. Il gold standard, cioè la chirurgia radicale tratta in modo radicale la patologia, per cui il paziente è in grado di guarire. È ovvio che c'è la chirurgia robotica o chirurgia laparoscopica. Noi siamo dotati anche della cosiddetta 3D, che è una laparoscopia che utilizza la stessa visione del robot. In termini di costi noi ci avvantaggiamo perché la laparoscopia tra virgolette costa di meno, e in termini di risultati oncologici e funzionali è identica alla robotica. La robotica ha la necessità di essere sviluppata e utilizzata in modo multidisciplinare, cioè non solo dallo specialista urologo ma da vari altri tipi di specialità, proprio per ammortizzare i costi. Noi abbiamo inteso sviluppare la parte laparoscopica avanzata 3D proprio per avere più snellezza, velocità e adattabilità di costi a seconda della necessità. E di tutti questi argomenti, poi naturalmente anche di varie altre problematiche, si parlerà appunto il 21 aprile in questo convegno, in questo grande convegno di rilevanza internazionale organizzato a Conegliano, al Centro Congressi San Francesco, dall'unità operativa complessa di urologia. Un appuntamento naturalmente per specialisti, dottor Valerio, ma che si rientra anche in quell'opera di sensibilizzazione e di informazione al grande pubblico, alla popolazione, che state portate avanti da tempo. Sì, lei come sa da anni agiamo sul territorio con le varie associazioni, in particolare la Lega Tumori, la LILT, è coinvolta nelle nostre attività sia cliniche che di tipo di informazione riguardante la prevenzione. Tutte le associazioni che si interessano di malattia urologica, oncologica sono coinvolte e invitate a questo congresso. Sono associazioni con cui collaboriamo da anni. In più ci saranno oncologi, urologi, radiologi, insomma è multispecialistico come la Prostate Unit. Appunto nella linea di questo approccio oggi essenziale che coinvolge più discipline per una diagnosi e poi una cura più efficace, meno invasiva. E rinnovando allora l'appello anche a non farsi colpire, prendere da certi tabù ancora esistenti, a chi magari ci guarda, ci ascolta, una visita non fa male, anzi è assolutamente consigliata, anche per questi temi che effettivamente tutti magari abbiamo ancora qualche remora a affrontare. Io ringrazio i nostri ospiti, il dottor Salvatore Valerio, direttore dell'unità operativa complessa di urologia dell'ospedale di Conegliano, e il dottor Lorenzo Angelini, anche egli dell'unità operativa di urologia, responsabile della Prostate Unit. Grazie per essere stati con noi, di averci parlato di questo tema. Un grazie anche da parte mia a tutti voi che ci avete seguito. L'invito è ai prossimi spazi di approfondimento sempre sui canali di Veneto 1.
Buongiorno e bentrovati a Radio Veneto 1. Oggi vi presentiamo un viaggio nella musica, un viaggio che trae ispirazione da dal libro di Carroll, e noi siamo con Andrea Vettoretti che ci presenta il suo 10° album, Wonderland, che abbiamo in versione CD, in versione vinile, e tra poco ascolteremo anche un live appunto che ci regalerà nei nostri studi. Intanto salutiamo il nostro ospite. Buongiorno Andrea, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Ad accompagnare Andrea Vettoretti per questo live il percussionista Max Trabucco. Buongiorno. E dicevamo appunto, Wonderland nasce dalle suggestioni del libro di Carroll, un percorso diciamo che toccherà corde che ci dirai adesso, e che comunque segna una svolta rispetto alla tua produzione, alla tua carriera precedente, al 10° album. Diciamo, spiegaci come si colloca questo progetto. Beh, innanzitutto bisogna dire da dove arriva. Arriva da una storia anche un po' così, se vuoi, romantica, nel senso che questo libro mi era stato regalato dalla mia allora ragazza, che poi è diventata mia moglie, e lessi questo libro e ci trovai un sacco di ispirazioni. Fra l'altro è un libro che può essere letto a piani diversi, dalla situazione più semplice a quella un po' più complessa, dove all'interno si trovano anche parodie, si trovano situazioni davvero interessanti, che possono essere sviluppati e che sono state sviluppate, devo dire, da tantissimi artisti. Non sono assolutamente il primo che si è ispirato al libro di Lewis Carroll, basti pensare anche al film di Tim Burton, che più o meno è una delle opere più conosciute ispirate a questo libro. E quindi in quel momento ho iniziato a scrivere delle cose, a buttare giù delle cose anche istintivamente, e altre molto pensate, e alla fine sono riuscito a realizzare alcune musiche che mi piacevano, e quindi le ho portate avanti in una situazione che si è sviluppata in tantissime altre situazioni più complesse, fino ad arrivare anche allo spettacolo che stiamo portando in giro e che porteremo in tante città in Italia e in Europa. Infatti Andrea Vettoretti, chitarrista classico di fama internazionale, appunto abbiamo già detto 10 album all'attivo, tantissimi concerti, tantissimi spettacoli, e spettacoli una parola che non si usa a caso, perché la formula che hai scelto anche per presentare, no, il progetto al pubblico supera, diciamo, l'idea, la concezione di concerto. Ma forse magari ne parliamo dopo, e ci descrivi anche quello che sarà lo spettacolo che vedremo anche presto Molto per il presto. pubblico trevigiano. Sì. Io direi che è ora anche di ascoltare la musica, siamo qua per questo. Abbiamo registrato appunto una sessione live con Andrea Vettoretti, vedremo Max Trabucco alle percussioni, e iniziamo con il primo brano. Sì. Dedicato allo stregatto. Il titolo originale è The Cheshire Cat.
E abbiamo ascoltato dal vivo Shisha Cat, dal vivo Andrea Vettoretti con Max Trabucco alle percussioni. Ecco, parliamo di come proponi la tua musica dal vivo. Dicevamo, è uno spettacolo questo Wonderland. Sì, diciamo che appunto come succede nel libro mi è piaciuto esplorare anche mondi e situazioni diverse attraverso l'idea di presentare quest'album che nasce come album molto essenziale per chitarra, al quale poi abbiamo aggiunto le percussioni con l'aiuto appunto di Max e il violoncello di Riviera Lazzari. Poi, fra l'altro, c'è anche una parte teatrale, quindi avremo un'Alice nel palco e l'aiuto anche del light designer, quindi con una situazione di luci molto, molto particolari che seguono l'andamento musicale, l'andamento dello spettacolo. Quindi diciamo è una sorta di ibrido, non è uno spettacolo teatrale, non è uno spettacolo musicale, è un qualcosa un po' di diverso che ci piace anche far conoscere al pubblico e portare in giro naturalmente. La novità per un musicista virtuoso, insomma, è che tu non sei seduto, diciamo, e suoni la chitarra classica, ma proprio ti muovi anche all'interno del palco. Immagino anche dipenda dalla situazione. Sì, diciamo che lo spettacolo prevede anche che io suoni tra il pubblico, è stata una cosa molto bella. Come si sa, il chitarrista classico non suona mai in piedi, è una qualcosa un po' di fino a poco tempo fa si pensava irrealizzabile, però con un po' di studio si può fare ed è una cosa che mi ha divertito molto, anche perché è un po' qualcosa di irriverente, se vuoi, anche nei confronti del modo e dell'approccio che si aveva fino a poco tempo fa nei confronti della musica classica. Abbiamo fra l'altro anche coniato un hashtag che è New Classical World, no? Che un po' include tutto quello che sto facendo, quindi diciamo l'esplorare mondi diversi all'interno di una musica classica che però si presenta in maniera nuova. E quindi questo ci piace e lo facciamo con divertimento e anche con insomma, voglia di fare qualcosa di nuovo in qualche maniera. Sì. Max, tu da che, diciamo, percorso arrivi? È la prima volta che suoni con un musicista di estrazione classica, appunto con un chitarrista vi conoscete da tanto? Spiegateci come è avvenuto l'incontro. Beh, io Andrea lo conosco da parecchi anni, lo conoscevo anche per i suoi lavori, ancora prima di suonare insieme, prima che mi chiedesse di suonare insieme, mi ha sempre attirato il suo modo di costruirsi un tipo di percorso musicale che sta a metà tra la musica classica e la musica contemporanea, la world, quindi mescolare diverse sonorità, diversi stili. E quando l'anno scorso mi ha chiamato, io in realtà al momento sono stato colpito, perché io in realtà sono un batterista jazz e quindi suono e ho studiato, ho fatto percorsi musicali jazzistici più che riguardanti le percussioni, quindi la musica più classica, e mi ha stimolato molto questa cosa qua, perché ho dovuto fare tutto un lavoro di ricerca sonora e di tecnica, perché no, che unisse il mio modo di suonare al modo di Andrea di concepire la sua musica, quindi dare uno stampo più caratteristico, appunto, e non derivato solo dalla musica jazz, ma anche usando suoni come il cajon o come vari tamburi che ho preso appunto per questo progetto, e devo dire che è stato davvero, davvero bello. Il risultato che sta venendo fuori è davvero entusiasmante. E dopo ci racconterete anche delle vostre performance live, dei vostri concerti, dello spettacolo anzi che avete fatto finora. Ora andiamo avanti appunto con la nostra sessione live con il secondo brano che si intitola The Drugged Caterpillar, ossia il bruco drogato. e che ce lo ricordiamo. Ce lo si ricorda appunto, si ricorda questa situazione sempre molto fumosa del bruco, soprattutto anche alla Tim Burton, quindi c'è un'idea un po' impressionista in questo pezzo. E ci caliamo quindi subito nelle atmosfere che ci darà questo personaggio. Volentieri.
Abbiamo ascoltato The Dragged Caterpillar, Andrea Vettoretti alla chitarra classica, Max Trabucco alle percussioni. Ecco, Andrea, a gennaio sei stato in Australia, stai viaggiando molto per portare lo spettacolo. Dici dove sei stato e dove sarai? A gennaio sono stato per circa un mese in Australia per questo tour. Al caldo, fra l'altro città in cui si vivevano i 35-40 gradi, quindi il ritorno è stato abbastanza scioccante, devo dire, soprattutto nell'ultimo periodo. Poi in Spagna, a Valencia, e adesso inizia però il tour, diciamo, primaverile, quando arriverà la primavera, speriamo a breve, e soprattutto estivo, quindi ci sarà a Trento, ci sarà a Modena, ci sarà a Torino. Siamo molto felici di esibirci qui a Treviso al Teatro Comunale il 20 giugno. È una data importante perché per noi è significativa, soprattutto per me e Max che siamo trevigiani, quindi era una data che noi, a prescindere dalle date importanti che facciamo in giro per il mondo, era una cosa che ci piaceva. Sì, ci piaceva, una cosa più, insomma, di orgoglio. E quindi siamo molto felici di presentare Wonderland al completo, appunto, al Teatro Comunale. E altre date poi all'estero: faremo di nuovo la Spagna, saremo in Inghilterra, saremo a Londra, all'interno della Queen Elizabeth Hall, che è, insomma, una sala molto molto importante, quindi siamo felici anche di andare nel luogo dove poi nacque il libro di Lewis Carroll, e quindi anche quella sarà una data molto significativa per noi. E poi ci sono altre date, però è tutto in divenire, stiamo lavorando. Fra l'altro nel mio sito sono sempre aggiornate le date del tour, quindi chi avesse voglia, basta il mio nome e cognome, va a vedersele. Che tipo di riscontro trovi, appunto, dal pubblico? E c'è un paese, un luogo in cui ti piace di più suonare? Guarda, io devo dire che il riscontro è stato notevole, quasi mi ha sorpreso, perché è una musica che in qualche maniera naturalmente mi rappresenta, l'ho scritta io, e quindi ci ho messo un po' la mia tecnica, il mio background, anche il mio cuore, se vuoi, quindi era una cosa a cui tenevo molto. E anche perché, forse non l'abbiamo detto, è il mio primo album come autore, come compositore, quindi anche in questo senso è in qualche maniera, pur essendo il 10° album, è quasi un riniziare, quasi un primo album per me. E quindi era molto importante che questa cosa venisse anche recepita nella maniera corretta, anche perché vengo da un mondo abbastanza conservatore, se vuoi, quindi andare un po' al di là del confine era in qualche maniera anche pericoloso, ma io trovo anche coraggioso allo stesso tempo. Quindi sono molto contento del riscontro che stiamo ottenendo, e perciò anche stiamo iniziando ad avere anche delle date e delle situazioni che si creano a loro volta, e quindi ci danno la carica per andare avanti con questo bellissimo progetto. Un progetto, appunto, che prende la forma di uno spettacolo, ma poi chi volesse ascoltarlo a casa, in qualsiasi ambiente, insomma, c'è una doppia soluzione. Hai scelto il CD e hai scelto anche il vinile. Adesso c'è un ritorno un po' del vinile, parlo per la musica rock, ma rientra anche... Come mai questa scelta? Allora, innanzitutto abbiamo 3 soluzioni, perché c'è sempre lo streaming, digitale, che è quello poi lì, chiaramente oggi che giustamente lo diamo per scontato, ma quello, vabbè, c'è Spotify, iTunes, eccetera, sono sempre presenti ormai nelle nostre vite, almeno di coloro che ascoltano la musica regolarmente. Il CD, ovviamente, continuiamo a perseverare sul CD, perché comunque è qualcosa che è un supporto che comunque ci piace. E il vinile, in qualche maniera, paradossalmente, è la grande novità degli ultimi anni, quindi abbiamo visto ormai tutti i gruppi, a partire dal pop rock fino ad arrivare sempre un po' in ritardo nella classica,
il riutilizzo negli album nuovi del supporto in vinile. Se vuoi, questa situazione io la vedo un po' come è stata lo slow food nel cibo, quindi l'idea di fare le cose più lentamente, quindi anche di riprenderci il tempo per ascoltare un album, ascoltarlo con rilassatezza, che è quello che un po' abbiamo perso, no? nella vita quotidiana frenetica dove nessuno ha tempo. Il vinile è ingombrante, è un qualcosa che uno deve volere e quindi se lo deve godere anche con lentezza ed è una cosa che mi è sempre piaciuta. Fra l'altro è un supporto che nel caso specifico di Wonderland, che si ispira comunque a un libro antico della fine dell'Ottocento, aveva anche un suo senso specifico, quindi mi è piaciuto proporlo e alla casa discografica, la CNI, che ha pubblicato l'album, e quindi siamo contenti anche di quest'altro supporto e possibilità per tutti di ascoltarlo. Mi è piaciuto molto il paragone slow. Grazie. Andiamo avanti con gli ascolti, siamo al terzo brano che avete eseguito live nei nostri studi, è Red Queen. Sì, la regina russa ci vuole sempre, perché comunque fa parte anche delle nostre vite, in realtà c'è sempre questo senso frenetico, no? E tutti abbiamo conosciuto una Red Queen, quindi doveva esserci nell'album. Questa era Red Queen, Andrea Vettoretti alla chitarra classica e Max Trabucco alle percussioni. Siamo in conclusione, ecco, come brano finale ascolteremo Sensation, che era un brano che apparteneva al tuo album precedente, Rain, quindi il nono lavoro, Sì. e
riproponi anche in Wonderland. Come mai questa decisione di riprendere questo brano? Sì, guarda, Sensations ha avuto una storia interessante perché è stato un brano in realtà che ha fatto da ponte di collegamento tra il penultimo anzi album che si chiamava Rain, con la collaborazione di moltissimi compositori, e l'inserimento di un paio di brani appunto composti da me, tra cui Sensations, e appunto con il mio produttore Paolo Dossena, con cui ho avuto l'onore di lavorare, un produttore storico italiano che ha prodotto grandi nomi della musica come Paolo Conte, come Cocciante, ma anche il premio Oscar Luis Bacalov, per esempio, che purtroppo è mancato da poco. E abbiamo deciso di introdurre in Wonderland Sensations con una versione naturalmente unplugged, e quindi con l'aiuto anche di Max abbiamo lavorato su questo brano, che per me ha un significato appunto di, come accennavo, di ponte di collegamento, di unione tra quello, diciamo, quello che ero prima e quello che sono adesso. Quindi ci piace fra l'altro iniziare i nostri show con questo brano, anche perché dà un'idea di rilassatezza, ma allo stesso tempo anche di energia, che ci piace dare immediatamente al pubblico. Quindi normalmente, oggi chiudiamo con questo pezzo, ma normalmente apriamo tutti gli spettacoli, anche appunto chi avrà voglia di venire a vedere Wonderland nelle prossime date ci troverà questo pezzo, fra l'altro con l'inclusione del violoncello di Riviera Lazzari, quindi è ancora più denso e accattivante, se vuoi. Con Andrea Vettoretti siamo appunto quasi al termine. È troppo presto per chiederti progetti futuri? Sono troppe le date, insomma? Stai già lavorando a qualcosa di nuovo? O... È una cosa divertente, perché venendo qui in macchina dicevo a Max: guarda, tutte le volte che mi intervistano poi alla fine mi chiedono: ma i nuovi progetti? Il nuovo progetto in realtà è Wonderland. Beh, no, quello immagino. è quello di concentrarci, a parte gli scherzi. Sì, in realtà sai, si lavora sempre a un qualcos'altro che non si definisce bene, no? Sto scrivendo altre cose, ma però senza un ideale progetto per il momento. Veramente ci stiamo concentrando tantissimo su Wonderland, perché ci abbiamo lavorato tanto, abbiamo investito tantissime energie e vogliamo farlo conoscere, quindi è un qualcosa lavoro, che ci teniamo particolarmente che venga conosciuto da tutti, quindi ci farà piacere chi vorrà venirci a sentire, chi vorrà sentire questo nuovo album. Speravo di avere lo scoop, allora niente. Non ancora, ma sarai la prima ad averlo, te lo prometto. Grazie. Ci lasciamo con Sensation, un'ultima domanda proprio per entrare di più nelle vostre vite prima di salutarci. Insomma, la musica accompagna la vita di tutti, chi più chi meno. Visto che abbiamo parlato appunto di un album che ha comunque a che fare con qualcosa di magico in senso lato, comunque di surreale, c'è un aneddoto che accompagna la magia con la vostra musica, voi che la musica appunto la fate? È una domanda abbastanza difficile, perché diciamo che la magia è intrinseca al nostro lavoro, cioè tutto quello, quando ci alziamo il mattino e prendiamo in mano il nostro strumento, c'è sempre una sorta di magia che ci accompagna e che deve essere presente per poter produrre anche nuova musica e per poter suonare quella che si è scritta in maniera adeguata all'essere artista. Quindi la magia è un qualcosa che effettivamente è parte della nostra vita artistica e che deve assolutamente esserci, come sognare.
è anche un'altra cosa che un po' si dice, che un po' tutti dobbiamo sognare, però il nostro lavoro effettivamente è un lavoro che ha una sua complessità e che deve risultare semplice, e quindi in qualche maniera ci mette sempre alla prova, e all'interno di tutto questo casino, se vuoi, ci deve essere la magia. Se c'è, funziona. Max, difficile aggiungere No, parole. infatti a posto così, io mi associo, concordo, punto, a capo. Io vi ringrazio per le emozioni che ci avete regalato, la vostra Grazie a voi. musica, grazie. E ci salutiamo quindi con Sensation. Prima ricordo la prossima data, Trevigiana, quindi a noi vicina, di mercoledì 20 giugno al Teatro Comunale di Treviso. E ricordo appunto Wonderland in CD, in vinile, in supporto digitale, insomma Andrea Vettoretti lo troviamo. Mi trovate dove volete. Esatto. Grazie Chiunque ad Andrea Vettoretti, Grazie a voi. a Max Trabucco, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Ciao. E ora Sensation.
Anche noi aderiamo all'hashtag Io resto a casa, come aderiamo all'hashtag Distanti ma uniti, ma aggiungiamo il nostro, Save the Culture. È l'hashtag che abbiamo coniato nell'occasione del concerto che abbiamo fatto in Piazza San Marco nel 2017, davanti alla Basilica di San Marco, nel giorno di San Marco, una concessione che ci è stata data grazie alla cultura. Eccoci con Radio Veneto 1 e le sue produzioni di cultura musicale a cercare di stare assieme. Ben trovati amici all'ascolto delle frequenze di Radio Veneto 1 e in visione sui nostri social network, sul nostro canale www.veneto1.it. Ben trovati con questo appuntamento con la musica classica, un modo semplice e lineare per cercare di portarvi in casa un'oretta, 3/4 d'ora, un'oretta e mezza, dipende da quello che vi proporremo, di buona musica, come foste a teatro, seduti in poltrona davanti al vostro smart TV o con il vostro telefonino o con il vostro tablet o sul vostro computer. Un modo semplice, lineare per cercare di riempire queste giornate durissime dovute a questo disastro che sta attanagliando non solo il nostro paese ma tutto il mondo. Con la musica classica abbiamo molte registrazioni effettuate nelle nostre manifestazioni. Perché non proporle? Il quesito che ci siamo posti. Più avanti, quando la stretta sarà meno serrata, ci promettiamo di avere nostri ospiti, dei musicisti, formazioni piccole, da camera sempre, duo, trio, solisti, per darvi in diretta quello che è possibile fare. Ci proviamo, come abbiamo detto nel nostro promo. Il primo appuntamento lo dedichiamo a Vivaldi e a Johann Sebastian Bach. È un concerto, il primo dei concerti che abbiamo realizzato al Teatro delle Voci qui di Treviso, una struttura bellissima che pochissimi conoscono, perfetta per registrare. Era il 6 novembre del 2016 e il titolo del programma era Antonio Vivaldi secondo i solisti di Radio Veneto 1. Inizieremo con il concerto alla Rustica in Sol maggiore RV 151, Glauco Bertagnin, un grande nostro maestro come violino solista. Proseguiremo con il concerto per violino e violoncello in Si bemolle maggiore RV 547, sempre Glauco Bertagnin al violino, e Giuseppe Barutti, un almeno altrettanto grande violoncellista. I suoi colleghi dicono sia uno dei migliori d'Italia e non abbiamo dubbi. Dopodiché sarà la volta del concerto per violoncello e archi in La minore RV 419 con Giuseppe Barutti al violoncello solista. Chicca finale, le 4 stagioni con Glauco Bertagnin al violino solista. Poi avremo un bis particolare. Sarà ospite Paolo Tagliamento, il nostro solista d'onore, che interpreterà Sarabanda e Giga numero 2 BWV 1004 di Johann Sebastian Bach, un omaggio al grande musicista tedesco al quale si devono alcune trascrizioni dell'opera di Vivaldi, gli unici documenti che erano rimasti nell'era in cui Vivaldi venne destinato all'oblio. Voi sapete che l'opera
di Vivaldi è stata riscoperta solo negli anni '20 grazie a un trevigiano, il professor Alberto Gentili di Vittorio Veneto, che l'ha riportata in auge grazie a 3 trevigiani, il grande maestro Angelo Efrican, il conte Fanna, Antonio Fanna, vivente peraltro, e Gianfrancesco Malipiero, che ha numerato l'opera. A dirigere il tutto il maestro Giorgio Sini. Vi lascio alla musica, buon ascolto e grazie per essere presenti.